tutti, do il benvenuto al Sindaco e alla sua Giunta, a tutti i consiglieri nominati e al pubblico vittoriese che ha voluto partecipare a questa seduta. Do subito la parola alla dottoressa Costalonga che effettuerà l'appello. Buongiorno. Tonon Roberto, Botteon Adriano, Carnellos Graziano, Costa Giuseppe, Da Reggio Antonio, Darcy Caterina, De Bastiani Alessandro, De Valier Fabio, Dus Marco, Faraon Alessandro, Fasan Bruno, Fiorin Fiorenza, Masetti Giuseppe, Bosocco Gianluca, Sant'Antonio Paolo, Sonego Elisa ha giustificato l'assenza, Tocchetti Silvano. La seduta è validamente costituita. Punto primo, elezioni amministrative del 25 maggio e turno di ballottaggio dell'8 giugno, esame delle condizioni degli eletti, articolo 41 del testo unico enti locali. Riassumo la delibera. Premesso che a seguito delle elezioni comunali del 25 maggio 2014 e il turno di ballottaggio dell'8 giugno 2014 sono stati proclamati eletti sindaco e consiglieri comunali i candidati di cui all'estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale del 9 giugno 2014 depositato in originale presso i servizi demografici del Comune. Visto inoltre l'articolo 64 del richiamato testo unico, il quale prevede che nei comuni con oltre 15.000 abitanti il consigliere che accetta la carica di assessore cessa da quella di consigliere e al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Preso atto pertanto che con decreto del sindaco del numero 12 del 17 giugno 2014 i sottoindicati consiglieri sono stati nominati assessori e che pertanto all'atto dell'accettazione sono cessati dalla carica di consiglieri. Denarde Barbara, eletta nella lista numero 19, avente contrassegno Partito Democratico. Mognola Alessandro, candidato sindaco per la lista numero 5, avente contrassegno Partecipare Vittorio e avente contrassegno un altro Vittorio. Napo Giovanni, eletto nella lista 19, avente contrassegno Partito Democratico. Uliana Antonella, eletta nella lista numero 15, avente contrassegno Cambia Vittorio con Roberto Tonon. Ritenuto pertanto di provvedere alla sostituzione dei consiglieri incompatibili alla carica con i primi dei non eletti delle medesima lista che risultano essere i seguenti signori: Carnellos Graziano, eletto nella lista del Partito Democratico; De Valier Fabio, eletto nella lista del Partito Democratico; Faraon Alessandro, eletto nella lista Partecipare Vittorio; Fiorin Fiorenza, eletta nella lista Cambia Vittorio. Esaminate le condizioni di candidabilità, eleggibilità e incompatibilità del sindaco e di ciascun consigliere comunale avente titolo e subentro, rilevato altresì che né in sede di compimento delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale né successivamente sono stati denunciati motivi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità. Delibera di prendere atto dell'assenza di qualsiasi causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dal testo unico degli enti locali. Pertanto si delibera candidato eletto sindaco Tonon Roberto, candidati eletti consiglieri De Bastiani Alessandro,
Botteon Adriano, Tochet Silvano, Dus Marco, Darcier Caterina, Sonego Elisa, Carnelos Graziano, De Valier Fabio, Costa Giuseppe, Fiorin Fiorenza, Dareggia Antonio, Maset Giuseppe, Posocco Gianluca, Sant'Antonio Paolo, Fasan Bruno, Faraon Alessandro. Quindi adesso passiamo alla votazione e nomino gli scrutatori Posocco, Darcier e Dus. Adesso vengono distribuite le... Sì, vengono distribuite le schede. Ok, adesso votiamo queste delibere per alzata di mano, quindi in riferimento a questa delibera votiamo favorevoli, contrari e astenuti. Votino i favorevoli. Contrari? Astenuti. Quindi delibera approvata all'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Immediata eseguibilità approvata. Adesso passiamo al giuramento del sindaco. Ci alziamo in piedi. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Colleghi consiglieri, cittadini, non sono solo il fascino e la maestosità di questa sala e la storia che questo edificio porta con sé che mi fanno avvertire l'onere ed assieme l'onore per questo cammino che oggi formalmente mi appresto ad intraprendere con voi consiglieri e con la Giunta alla guida di Vittorio Veneto. La responsabilità che avverto nell'accingermi ad amministrare in prima persona questa città è forte, ma almeno pari sono l'entusiasmo e la forza che mi danno i cittadini che ogni giorno incontro per strada negli uffici. Il buon lavoro che alcuni mi rivolgono, forse da alcuni è detto con qualche ironia, ma capisco dagli sguardi di incrocio che in moltissimi casi è un augurio autentico rivolto a me come a se stessi. Avvertiamo in città il desiderio di cambiare marcia, di cambiare il rapporto tra i cittadini e le istituzioni, di riportare la nostra città, compatibilmente con le difficoltà congiunturali e particolari della nostra realtà, al ruolo centrale che merita. Ed è per questo che con grande entusiasmo ci accingiamo a dare il nostro meglio per il bene di Vittorio Veneto e dei vittoriesi che saluto con cordialità. Quelli che sono qui sopra, chi ci segue sullo schermo qui sotto la loggia e anche chi lo fa davanti alla TV o al computer. Il Consiglio Comunale da oggi sarà aperto davvero, non solo a chi viene in sala a consigliare, ma anche a chi preferisce o è costretto a seguirlo da lontano. Abbiamo davanti a noi mesi, anni difficili, come amministratori e come cittadini. Chi mi ha seguito in campagna elettorale avrà forse notato come non abbia fatto promesse che magari avrebbero potuto portare qualche consenso in più. Ma come un padre non promette al figlio quello che non sa se potrà mantenere, così mi sono limitato a garantire il mio e nostro massimo impegno, la mia e nostra piena e totale buona volontà. I limiti dettati dai ristretti bilanci comunali
complicati nel nostro caso da operazioni finanziarie che all'opposizione abbiamo più volte denunciato e che oggi non è il caso di ricordare, e magari anche da brutte sorprese possibili, ci imporranno un cammino ad ostacoli. Anche la recentissima questione del ricorso di alcuni cittadini vittoriesi, parzialmente accolto dal TAR sulla questione del traforo di Sant'Augusta, frutto della malsana consuetudine della passata amministrazione di ignorare le regole, rappresenta un problema molto grave e dalle conseguenze per ora inimmaginabili sotto vari aspetti. Ma non per questo si affievolisce la nostra determinazione a cambiare la nostra città, anzi. La decisione di ospitare proprio qui la prima seduta del Consiglio Comunale, oggi che ricorrono i 100 anni dell'attentato di Sarajevo, casus belli della Prima Guerra Mondiale per la conclusione della quale Vittorio Veneto è conosciuta in tutto il mondo, vuole essere un atto simbolico, a dimostrare la ferma volontà di puntare al rilancio della nostra città anche sulla sua straordinaria rilevanza storica, oltre che sulla ricchezza culturale, la cura ambientale e la potenzialità economica, oltre che sulla generosità della sua gente e sulla disponibilità a partecipare a questa nuova stagione politica. Prima di passare alla presentazione della squadra di giunta di cui sono orgoglioso di far parte, voglio spendere alcune parole nei confronti dell'amministrazione che ci ha preceduto. Nel corso degli anni non sono mancati gli scontri, i diverbi, le acrimonie. Da parte mia non è mai mancato tuttavia il rispetto delle persone e delle istituzioni che esse rappresentavano. Direi che nel caso degli amministratori delle passate giunte non è mancata nemmeno la stima. Certo, abbiamo contestato molte delle cose che hanno portato avanti e soprattutto il metodo, ma abbiamo rispettato il mandato elettorale che affidava a loro la responsabilità di decidere, anche se poi con molta determinazione ci siamo candidati per proporre un'alternativa. Al sindaco Gian Antonio Darè, che ritengo si sia dedicato con generosità all'amministrazione della città, rivolgo il mio ringraziamento a nome della città stessa. A lui, nella nuova veste di consigliere comunale, assicurerò, come a tutti gli altri consiglieri di minoranza e agli altri candidati che non sono stati eletti in consiglio comunale, quell'attenzione e quel rispetto che purtroppo non sempre ci sono stati riservati negli ultimi 15 anni. Ma è anche questo cambiamento che i cittadini vittoriesi ci hanno chiesto, il rispetto di chi non la pensa come la maggioranza. Il valore alto della politica e il senso delle istituzioni che mi ispirano mi derivano dall'esperienza maturata nei primi anni di impegno politico, poco più che ventenne, anni in cui, per dirla con il compianto senatore Nino Martinazzoli, uno dei miei più alti riferimenti politici, vissuto il tempo del tutto della politica, si temeva l'avvento del niente della politica, che oggi è sotto gli occhi di tutti. Ebbene, io penso che la politica sia la forma più alta del servizio nei confronti della comunità e mi impegnerò affinché alla fine del nostro mandato molti altri vittoriesi in più la pensino così. E un ringraziamento agli elettori, a tutti, a quelli che ci hanno dato la fiducia ovviamente nei 2 turni elettorali, ma anche a chi ha preferito altri candidati e anche a chi ha ritenuto di non votare. Nei fatti, non a parole, saremo il sindaco e la giunta di tutti. Abbiamo avvertito troppo forte e ne abbiamo sofferto il peso di essere relegati dalla parte degli altri, degli sconfitti, per permettere che questa cosa si ripeta, anche se ora stiamo dalla parte gratificata dal consenso della maggioranza dei cittadini vittoriesi. Grazie. Bene, passiamo alla seconda proposta di deliberazione, oggetto elezione del Presidente del Consiglio Comunale, articolo 39, testo unico enti locali. Allora, il Consiglio Comunale, vi assumo anche qui, premesso che ai sensi dell'articolo 39, comma 1, Decreto legge 18/8/2000, numero 267, testo unico enti locali,
e dell'articolo 24, comma 1 del vigente Statuto Comunale, si deve procedere all'elezione del Presidente del Consiglio, che il richiamato articolo 24, comma 1 dello Statuto Comunale così recita: il Presidente del Consiglio Comunale è nominato nel suo seno dal Consiglio stesso nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al Comune e a scrutinio segreto. Se dopo 2 votazioni da tenersi nella medesima seduta nessun candidato ha ottenuto la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio fra i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti fra 2 candidati più anziani in età, è nominato Presidente del Consiglio Comunale chi conserva il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età. Abbiamo distribuito le schede. Allora adesso dobbiamo rilevare che sono state espresse le seguenti candidature. Per la maggioranza, la candidatura di Silvano Tocchetti. Per la minoranza c'è una candidatura preso atto che queste elezioni hanno sancito un consenso popolare molto elevato al consigliere Alessandro De Bastiani. La minoranza propone Alessandro De Bastiani come Presidente del Consiglio. Bene, allora i 2 candidati sono Tocchetti Silvano per la maggioranza e De Bastiani Alessandro per la minoranza. Sono stati distribuite le schede di votazione e quindi procediamo alla votazione. Ripeto che gli scrutatori saranno Bosocco, Bassetius. Tocchetti, Bianca. De Bastiani. De Bastiani. Tocchetti. De Bastiani. De Bastiani. Tocchetti. 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 Bianca. Quattro De Bastiani.
16 votanti, i risultati ottenuti sono Tochet 10, De Bastiani 4 e 2 bianche. Quindi a questo punto è proclamato Presidente del Consiglio il consigliere Silvano Tochet. Buongiorno a tutti. Non nascondo la mia emozione. In questa sala, che era il municipio di Cendra, nel ricoprire la carica che mi è stata affidata. Permettetemi quindi di esprimere il mio più sentito ringraziamento per l'alto onore e la responsabilità che comporta il compito di presiedere i lavori di questo Consiglio. Mi scuserete, ma voglio rivolgere queste brevi parole soprattutto ai cittadini di Vittorio Veneto che stanno seguendo i lavori di questo primo Consiglio comunale con la speranza di un futuro per la nostra città, all'altezza della fama e della bellezza che la contraddistingue. Mi considero un vittoriese doc. E quello che accomuna tutti noi vittoriesi è l'amore e il senso di appartenenza che ci lega a questo territorio straordinario, a questa città straordinaria e difficile allo stesso tempo. Difficile perché penso ad esempio ai problemi contingenti, al problema del lavoro. Penso all'emarginazione nella quale in questi anni, per una serie di concause, non una sola in particolare, è caduta la nostra gloriosa vittoria. Io mi auguro che questo sentimento che tutti noi proviamo indistintamente, tutti i vittoriesi provano per la nostra città, assieme ai valori come l'onestà, la trasparenza, a criteri come l'imparzialità e la condivisione, possano animare l'attività di questo Consiglio e la mia in particolare. Mi impegnerò sicuramente perché la mia funzione sia luogo di garanzia per ciascuno di voi e per tutta la città di Vittorio Veneto. Mi auguro allora che il Palazzo Comunale possa veramente diventare una casa di vetro. Porgo perciò a tutti, maggioranza e opposizione, i miei migliori auguri di buon lavoro. Grazie. Prego, consigliere Carnelossi. Dunque, onorevole Presidente, i vertici istituzionali della città sono al completo. La città ha davvero cambiato verso. E allora mi veniva in mente ieri, prima del Consiglio, che il cambiamento di verso c'è anche perché c'è l'altra metà del cielo in questo Consiglio Comunale, nella Giunta. Da tanti anni non c'erano così tante donne e allora ho pensato, anche per sdrammatizzare la solennità di questa riunione, le donne sono i nostri fiori e quindi ne ho portato uno per ciascuna e sono sicuro che con tante donne sicuramente avremo un'amministrazione migliore e un consiglio comunale migliore. Grazie a Caterina, alla Fiorenza, all'Elisa, alla Barbara
e Antonella. Grazie. Ma anche la più giovane, allora, siccome il compito del mio capogruppo non sarà solo rose e fiori, cominciamo con le rose e li porterò alle visite. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari, a questo punto dovrei comunicare che sono costituiti i seguenti gruppi consigliari, con i capigruppo appresso a ciascuno indicati, che adesso andremo a comunicare. Eventualmente se qualcuno non lo farà nella seduta di oggi, lo formalizzeremo nella seduta successiva. Allora, il capogruppo consigliare di partecipare Vittorio Alessandro Faraone. Il capogruppo consigliare di Forza Italia Paolo Sant'Antonio. Il capogruppo consigliare Partito Democratico Botteone Adriano. Il capogruppo consigliare Toni D'Alessi Sindaco Masette Giuseppe. A questo punto manca la formalizzazione. Mi comunicano in ogni caso che il capogruppo designato per Cambia Vittorio con Roberto Tonon è il consigliere Giuseppe Costa. Cosa gli dico? Sì, se ho il modulo, sì, ma se non ho il modulo posso diventare. E quindi va formalizzata semplicemente. Sì, va bene, grazie. E credo che manchi, ditemi se sbaglio, il Fasan Bruno, quindi il capogruppo per la lista numero 11 Lega Nord, Fasan Bruno. A questo punto ci sono tutti. Questa è una semplice comunicazione. Allora, la comunicazione, a questo punto, la comunicazione della composizione della Giunta, considerato che ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, del vigente statuto comunale, il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Quindi io darei la parola al sindaco Antonio. Il decreto precedentemente citato ho nominato i seguenti assessori, vado in ordine alfabetico: Denardi Barbara, sociale, famiglia, pari opportunità, politica per l'immigrazione e affari legali; Mognol Alessandro, pianificazione energetica, innovazione e informatizzazione, ambiente e ecologia, politiche giovanili, rapporti con l'Unione Europea, protezione civile; Napo Giovanni, programmazione economica, bilancio e tributi, attività produttive e risorse umane;
Turchetto Alessandro, lavori pubblici, mobilità, patrimonio, politiche comprensoriali, città metropolitane, quartieri, polizia locale. Giuliana Antonella, politiche scolastiche, cultura, musei e biblioteche. Ho tenuto personalmente le deleghe relative agli affari generali, grandi eventi, urbanistica ed edilizia, turismo, sport, servizi demografici. E ho conferito la carica di vice sindaco all'assessore Turchetto Alessandro. Ecco, a questo punto passiamo all'elezione dei rappresentanti nella Commissione elettorale comunale per il quinquennio 2014-2019. Sì, allora salto un attimo la premessa. È costituita, deve essere costituita la commissione elettorale, che è composta dal sindaco e da 3 componenti effettivi e 3 supplenti. Per questo consiglio comunale che risulta composto dal sindaco e da 16 consiglieri. Quindi dovremo fare 2 votazioni a scrutinio segreto. 2 consiglieri saranno della maggioranza e 1 dell'opposizione. Si esprime una sola preferenza nelle schede che verranno consegnati. Nel caso in cui nella votazione non sia riuscito a eleggere un consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede all'elezione dei componenti supplenti. Il sindaco non vota, quindi credo che si possa procedere con l'elezione. Chiamerei gli scrutatori. Chevalier, Sant'Antonio, 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 Darcier, Beret, Devalier, Darcier, 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 Devalier, Devalier, Devalier.
passiamo immediatamente alla nomina, sempre con votazione a scrutinio segreto, dei 3 candidati supplenti. Quindi distribuiamo ancora. Invito scrutatori. Dus, Posocco, 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 Fiorini, Dus, Carnelos, 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 Fiorini, Dus, Dus, Dus. Allora, visto l'esito della votazione, intanto avete sentito, hanno ricevuto voti De Valier, Sant'Antonio, Darcier e Darè, e per i membri supplenti Posocco, Fiorindus e Carnelos. Visto l'esito della votazione, delibera di nominare componenti effettivi della commissione elettorale i signori comunali De Valier Fabio e Darcier Caterina per la maggioranza e Sant'Antonio per la minoranza. Delibera altresì di nominare componenti supplenti della commissione elettorale i consiglieri comunali Carnelos e Dus per la maggioranza e Posocco per la minoranza. Quindi a questo punto metto ai voti la delibera, l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
A questo punto una procedura simile con altre votazioni a scrutinio segreto, nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari ai sensi della legge 10 aprile 51 numero 287. Con le stesse premesse, a parte gli articoli di legge che vi ho citato, dobbiamo procedere alla votazione di un consigliere per la maggioranza ed uno per la minoranza, e anche in questo caso il sindaco non vota, bisogna anche nominare i consiglieri supplenti con le stesse. No, scusate, vengo dalle labbra del mio tutor, chiedo scusa. Ecco, allora procediamo alla... Carnelos, Maselli, 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 Sonico, 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 Sonico e Sonico. Ricevuto voti Carnelos 1, Maselli numero 5, Sonego numero 9. Quindi, visto l'esito della votazione, delibera di nominare membri della Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei cittadini per i giudici popolari, in pratica i consiglieri Maset e Sonego. Delibera di dichiarare, stante l'urgenza di rendere operativa la presente Commissione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000. Per alzata di mano i favorevoli, contrari, astenuti. A questo punto dichiaro tolta la seduta. Permettetemi di ringraziare ancora tutti e porgere ancora un saluto ai cittadini vittoriesi, e nel ricordarvi che oggi, 28 giugno, alle ore 11, nella chiesa di San Paolo in Piano, Museo della Battaglia, una conferenza sul 1914, l'anno che cambiò l'Europa, professor Daniele Ceschin, con letture di Livio Vianelli. Grazie ancora a tutti e arrivederci. Un attimo solo.